Tacite like a tutti, io sono Linda Kelsang Santulama e benvenuti a Tibet TV, un settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli principali delle notizie. Sua Santità Dalai Lama tiene un dialogo con i giovani leader. Sua Santità Dalai Lama si congratula con i vincitori del premio Nobel per la pace. Sua Santità Dalai Lama ricorda Havel nel 25° anniversario della conferenza Forum 2000. Il 17° Parlamento tibetano in esilio approva 3 donne come Kalong del 16° Kashag. Il Sikyong tiene una riunione speciale con i capi dei sistemi scolastici tibetani. La comunità tibetana in Belgio organizza con successo la giornata del Green Book. Il rappresentante Arya visita la camera del primo ministro giapponese e consegna il messaggio del Sikyong. Il rappresentante Ngo Tsering partecipa alla celebrazione del 110° giorno nazionale di Taiwan a Washington DC. Lo Shimla United Football Club solleva la 26ª Coppa d'Oro commemorativa Gyalom Chengmo. Il Cross Party Group on Tibet viene ristabilito nel Parlamento scozzese. Venerdì scorso Sua Santità Dalai Lama ha tenuto un dialogo di 2 giorni con i giovani leader delle aree di conflitto del mondo. Durante l'apertura del dialogo, Sua Santità ha espresso il suo ottimismo per la pace nel mondo e ha detto che educare le giovani menti sull'importanza della pratica della compassione è la chiave per promuovere la pace nel mondo, l'uguaglianza e trasformare i conflitti. You see, mentally do not want to harm others. Even including animal. So that kind of mental attitude, very important. So now, the non-violence, not only according to religion, but use common sense, then non-violence is very important and very relevant to this world. Il dialogo intitolato Compassione, Educazione e Uguaglianza è stato organizzato dall'Istituto di Pace degli Stati Uniti, che è stato istituito dal Congresso degli Stati Uniti nel 1984 per promuovere la risoluzione e la prevenzione dei conflitti in tutto il mondo. Negli ultimi 4 anni l'istituzione ha riunito i giovani leader delle zone di conflitto per chiedere consiglio e guida a Sua Santità Dalai Lama. Sabato scorso Sua Santità Dalai Lama ha anche dato un insegnamento ai discepoli taiwanesi e cinesi su In Praise of Dependent Arising di Jetson Kapa. Sua Santità Dalai Lama si è congratulato con Maria Ressa e Dmitry Muratov per aver vinto il premio Nobel per la pace 2021 venerdì scorso. Freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting. Sua Santità ha espresso la sua felicità nel sapere che il premio Nobel per la pace è stato assegnato ai 2 giornalisti per i loro sforzi nel difendere la libertà di espressione e la libertà di stampa nelle Filippine e in Russia. Sua Santità Dalai Lama ha ricordato il presidente Václav Havel nel 25° anniversario della conferenza Forum 2000 a Praga dal 10 al 12 ottobre. Like past many great teacher, but the teacher themselves mostly passed away. But their teaching still continue. So similarly, the President Havels, you see, they thinking about what's the well-being of whole world. Person no longer, but idea still very relevant. And therefore, the people who admire him, myself, his great, as a very clear friend, trust friend. So we have the responsibility to carry continuously, you see, his loving kindness and commitment for universal responsibility.
Il Forum 2000 è stato fondato nel 1996 come iniziativa congiunta del defunto presidente ceco Václav Havel, del filantropo giapponese Yohei Sasakawa e del premio Nobel per la pace Elie Wiesel. La prima sessione del XVII Parlamento tibetano in esilio ha approvato 3 donne nominate da Sikyong Penpa Tsering come Kalong del XVI Kashag. Le 3 donne, Kaso Dolma Gyari, Kiso Tarlam Dolma e Norzin Dolma, sono state approvate come Kalong a seguito di un voto di maggioranza basato sul 50% e più delle approvazioni del Parlamento tibetano lunedì scorso. Il XVII Parlamento tibetano in esilio ha convocato la sua prima sessione lunedì scorso con il nuovo presidente eletto Khenpo Sonan Tempe e il vicepresidente Dolma Tsering. Dopo aver ricevuto un consiglio dalla Sua Santità Dalai Lama mercoledì scorso, i parlamentari eletti hanno deciso di attenersi a tale consiglio e hanno prestato giuramento secondo la Carta tibetana. La sessione parlamentare si è impegnata a risolvere fermamente la questione politica del Tibet in modo pacifico, a risolvere i diritti umani e la crisi ambientale in Tibet e a sorvegliare il benessere dei tibetani in esilio. Khenpo Sonan Tempe e Dolma Tsering hanno vinto le elezioni interne per i loro rispettivi posti, portavoce e vice, con 23 voti ciascuno dei 45 parlamentari e hanno prestato giuramento sabato scorso. In una riunione speciale con i capi delle varie scuole tibetane giovedì scorso, il Sikyong Penpa Tsering ha detto che i vari sistemi scolastici tibetani devono coordinare e consolidare i loro diversi sforzi per raggiungere gli obiettivi comuni di trasformare i bambini tibetani in cittadini responsabili e socialmente consapevoli. Il Sikyong ha spiegato che anche se le scuole tibetane funzionano sotto diversi sistemi scolastici, serve lo scopo comune di fornire un'istruzione di qualità ai bambini tibetani. L'incontro di un giorno con i capi dei sistemi scolastici tibetani, tra cui Tibetan Homes Foundation, Tibetan Children's Village e Sambhota Tibetan School Society, ha discusso le raccomandazioni dei vari capi della scuola sulla diffusione delle scuole tibetane, il trasferimento delle scuole della Central Tibetan School Administration alla Sambhota Tibetan School Society, l'iscrizione dei bambini tibetani nelle scuole tibetane, così come le proposte di fornire insegnanti dal TCV per sostenere la Sambhota Tibetan School System. Il Sikyong Penpa Tsering è stato invitato come ospite d'onore ad una cena di gala martedì scorso per celebrare il 50° anniversario della fondazione del Tibetan Youth Congress, una delle maggiori organizzazioni non governative tibetane con sede in esilio. L'ospite principale al ricevimento era Sua Eccellenza Sri Rajendra Vishwanath Arlekar, l'onorevole governatore di Himachal Pradesh. L'ospite speciale era Sri Indresh Kumar, fondatore di Bharat Tibat Sayog Manch. La Belgium Tibetan Community Association ha tenuto un evento di 2 giorni per la giornata del Green Book ad Antwerpen, la città più popolata dai tibetani del Belgio, sabato scorso. Lo scopo della giornata del Green Book è quello di assicurarsi che tutti i tibetani che vivono in Belgio abbiano un Green Book e che l'amministrazione centrale tibetana abbia successo con gli sforzi collettivi di responsabilità di ogni tibetano. Il rappresentante Tsewang Gyalpo Arya dell'Office of Tibet in Giappone ha visitato la camera del primo ministro giapponese Kishida Fumio al Palazzo del Parlamento e ha consegnato lunedì scorso il messaggio di congratulazioni del Sikyong. Egli ha infatti espresso il suo apprezzamento per la promessa del primo ministro Kishida di nominare un assistente per monitorare le questioni di diritti umani in Asia e ha ringraziato il governo e il popolo giapponese per aver ospitato il più grande gruppo di sostegno dei parlamentari per il Tibet. Il rappresentante Ngodup Tsering ha partecipato alla celebrazione del 110° giorno nazionale della Repubblica di Cina o Taiwan mercoledì scorso. L'evento è stato favorito dalla presenza del leader del congresso, ambasciatori, diplomatici, presidenti delle ONG e persone di spicco di Washington DC e Taiwan. Il rappresentante ha incontrato l'ambasciatore B. Kim Xiao di Taiwan, che è un grande amico e sostenitore della causa tibetana e campione di libertà e democrazia, il vicepresidente Nuri Turkel, il commissario americano per la libertà religiosa internazionale, l'ambasciatore Derek Mitchell e ancora il presidente del National Democratic Institute. Martedì scorso il rappresentante Ngodup Tsering ha parlato a lungo dei 4 impegni principali di Sua Santità agli studenti dei corsi di laurea magistrale dell'Università di Rhode Island. Per la prima volta lo Shimla United Football Club alza la 26ª Coppa d'Oro commemorativa di Gyalom Chemmo dopo aver battuto il TCBB United con un punteggio di 3-2. La partita finale si è tenuta martedì scorso al campo della Tibetan Nehru Memorial Foundation School a Dehradun a Clement Town. Un torneo lungo 12 giorni è stato giocato tra 10 diverse squadre provenienti dagli insediamenti tibetani in India e Nepal. Un totale di 27 partite sono state giocate nella 26ª Gyalom Chemmo Memorial Gold Cup. Il vincitore del torneo ha ricevuto un premio in denaro di 1,5 milioni di rupie, il secondo classificato ha ricevuto 1 milione di rupie
e oltre al premio per i vincitori e il secondo classificato, il premio per la migliore squadra è stato assegnato al Paonta Puruwala United. Il miglior portiere è stato assegnato a quello dello Shimla United Football Club, mentre il suo compagno di squadra Rinchen Sampo è stato premiato come il miglior giocatore del torneo. Jayan Lodo del Bird United è stato premiato come il miglior cannoniere per aver segnato 7 gol nella partita. Il Cross Party Group for Tibet è stato ristabilito nel Parlamento scozzese venerdì scorso, dopo le elezioni parlamentari scozzesi del maggio 2021. Il gruppo ha tenuto il suo primo incontro generale annuale e ha eletto i nuovi funzionari. I membri sono stati informati sul piano di azione avviate dalla rete dei gruppi di sostegno al Tibet durante l'incontro COP26 a Glasgow. Tenzin Choki di Tibet Watch e John Jones di Free Tibet hanno aggiornato il gruppo sulle questioni chiave in Tibet e sui piani della campagna. Questa settimana è tutto, vi ringrazio per aver guardato Tibet TV e ci vediamo la prossima settimana.